Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per il 24esimo turno della Serie B-Win, il Vicenza ospita al Menti il Grosseto. Biancorossi di Marani puntano sul fattore campo, 7 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta in casa, mentre il Grifone, reduce dai successi su Ascoli e Sassuolo, cerca un'altra impresa per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dirige il signor Alessandro Ruini. Primo squillo del Vicenza con Gavazzi che si libera, ma la sua conclusione finisce abbondantemente a lato. Ecco la conclusione di Gavazzi. Reazione del Grosseto con Caridi. Buono il lavoro sulla fascia, la palla dentro, ci arriva Sforzini che però non riesce a imprimere forza al colpo di testa, quindi nessun problema per Russo. Dalla parte opposta Misuracca, azione personale, entra in area di rigore, la palla dentro, Narciso con qualche difficoltà, si rammarica Maran, insistono i biancorossi su questo spiovente Bastrini di testa, nessun problema però per Narciso. Ancora Grosseto con Vitiello, la palla dentro per Sforzini che si gira con il destro. Bravo Russo, controlla la sfera. Occasionissima sul finale del primo tempo per il Vicenza con Abbruscato, ma la deviazione di Rincon salva il Grosseto. In recupero, occasione anche ghiotta per il Grosseto con Caridi che non trova la porta da ottima posizione. Nella ripresa subito Vicenza pericoloso con Rossi, manovra, la palla dentro a cercare Abbruscato, capisce tutto Narciso. Al 55esimo però il Grifone passa, il cross di Mora, Defendi, anticipa tutti e trova il vantaggio per il Grosseto. Primo gol stagionale per il 25enne centrocampista appena arrivato dall'Atalanta. Errore grossolano della difesa biancorossa e del portiere Russo. Il Grifone insiste, cerca di archiviare la pratica. Qua è Caridi che si gira. Bravo Russo nell'occasione. C'è spazio anche per Ciro Immobile, appena giunto dalla Juventus. Il Vicenza cerca il pareggio. Qua è Salifu. Cerca la conclusione che però finisce alle stelle. Sempre biancorossi pericolosi. La palla dentro, Baclé di testa, va ad un soffio dall'1-1, imbambolata la difesa del Grosseto. Ancora Vicenza, stavolta è Gavazzi che prova con il destro, sempre Narciso, bravo Gavazzi a coordinarsi, insiste la squadra di Maran, la conclusione, anche questa riporta da parte di Rigoni. Altro tentativo sempre dalla distanza con Alemao, Narciso dice no, provato di destro Alemao. Nel finale Grosseno vicino al raddoppio con Rincon che si mangia il 2-0, finisce quindi con il successo del Grosseto di Serena che centra la terza vittoria consecutiva. Basta e avanza il gol di Defendi al 55esimo. Vicenza generoso ma inconcludente in attacco. Per il Grosseto 3 punti fondamentali per una classifica ora decisamente più interessante.